La chiesa oggi celebra Sant'Adele. Il nome Adele ha origine tedesca e significa di nobile aspetto. Oggi 24 dicembre è la vigilia di Natale e viene ampiamente osservata come un giorno festivo in previsione del giorno di Natale. Come il Natale nasce come festività cristiana, ma viene ben presto accolta da tutta la società occidentale. La sera della vigilia di Natale è un momento magico in cui si condivide la cena con parenti o amici ed i bambini aspettano intrepidi l'apertura dei regali allo scoccare della mezzanotte. Tante le attività da poter organizzare insieme, dal film a tema natalizio ai giochi di società che coinvolgono adulti e bambini, sempre all'insegna dell'allegria e della condivisione. Al Teatro dell'Opera del Cairo il 24 dicembre 1871 venne eseguita in pubblico per la prima volta l'Aida, capolavoro di Giuseppe Verdi. Tutto partì da un'iniziativa del viceré d'Egitto per festeggiare l'inaugurazione del canale di Suez, avvenuta nel novembre del 1869. Ma è possibile che un pianeta si raffreddi? Ebbene sì, ed è quello che sta succedendo ad Urano. Ciò è causato da un vento che è presente su questo pianeta, vento che sembra essere generato dal Sole. Urano è da sempre stato un oggetto di studio perché presenta alcune caratteristiche diverse da tutti gli altri pianeti del Sistema Solare, come l'asse di rotazione molto inclinato, per cui si presume che abbia avuto una collisione con un asteroide gigante. Buongiorno ai 12, oggi giornata emozionante e piena di corsa e di palpitazioni. La luna in Acquario parla finalmente con Mercurio e finalmente si dicono le cose che vanno dette. Vediamo se ci riescono proprio tutti i segni zodiacali. Ariete, oh sì che ci riuscite proprio perché quel bel Mercurio di Trigono e la luna amica vi portano a manifestare affetto e soprattutto a dichiarare i vostri sentimenti, cosa che verrà apprezzata moltissimo dal partner e anche da alcuni componenti familiari. Toro, una giornata oggi che nonostante la luna vi faccia un po' innervosire, riuscirete a trovare comunque le argomentazioni giuste per essere solidi e stabili. Sole e Marte assicurano che quest'anno il gioco lo conducete voi, quindi zitti e mosca, oggi comandano i Toro. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede ancora Mercurio e Venere un po' distanti da voi, per cui seppure non sarete proprio con il partner o con l'amore, sicuramente passerete in famiglia o con degli amici dei momenti veramente belli e che scaldano il cuore. Cancro, per voi la giornata è una giornata molto importante, la luna in Acquario però quest'anno vi fa delle sorprese perché passerete questa giornata e questa serata in una maniera un po' anticonvenzionale e con delle sorprese inaspettate e piacevoli. Leone, è una giornata oggi che vede l'opposizione della luna, quindi magari una distanza dalla famiglia o dalla madre o dalle figure femminili importanti della vostra vita, ma che riuscirete con un gioco di mano a colmare e a riuscire all'ultimo minuto a ricomporre un po' una meravigliosa tavola d'affetto. Vergine, per voi questo Natale è assolutamente importantissimo perché è un Natale attivo, fattivo, pieno di tante cose bellissime che oramai vi siete convinti che sono proprio la struttura e la solidità della vostra vita. Per voi è un Natale molto rassicurante. Bilancia, per voi oggi è una giornata piena di organizzazione perché dovrete dividervi un po' e pianificare bene senza offendere nessuno come muovervi e dove essere, ma col vostro savoir-faire ci riuscirete benissimo e lascerete tutti contenti. Scorpione, per voi è un Natale un pochettino sofferente perché la luna non vi ha del tutto accontentato, manca qualcosa a qualcuno, ma c'è sempre un momento da ritagliare in questi giorni per vedersi anche furtivamente. Sagittario,
Una giornata che prevede una luna molto amica, tutto diventa divertente, tutto diventa corale e tutti sono intorno a voi. Più felici di così non potevate essere. Capricorno, un Natale felice per voi, un Natale che segna una svolta in amore e quindi oggi potrete iniziare a gestire le cose in una maniera forte e nonostante sia una notte un po' speciale non mancherà passione. Acquario, la luna e la fantasia sono dalla vostra parte, per cui oggi riuscirete a essere serenamente e felicemente amici e in contatto con tutte le persone a cui volete bene. Cercate quindi di organizzarvi meglio per ottimizzare una serie di esigenze perché ognuno vorrà un pezzo di voi. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che vede comunque, nonostante tante peripezie, portare un bellissimo risultato a casa perché siete riusciti a ottenere quello che volevate per questa notte un po' speciale. Tutto il resto c'è tempo per discuterne. Durante la Prima Guerra Mondiale, precisamente nel 1914, venne istituita una tregua di Natale. I soldati lasciarono le trincee e la vigilia di Natale entrambe le fazioni si recarono in una cosiddetta terra di nessuno, una specie di zona neutrale, per scambiarsi auguri e regali. L'espressione avere il braccio corto sembra non derivare dalla sua interpretazione letterale, ma da un'usanza dei venditori di stoffe del passato. In quel tempo la stoffa veniva venduta a braccia, dove l'unità di misura era proprio il braccio del venditore. Alcuni commercianti, accorciando di nascosto il proprio braccio, vendevano meno tessuto, pur mantenendo lo stesso prezzo. Più che avari erano dei ladri. Il matto di oggi è il pittore Vincent van Gogh. Alla fine del 1888 la sua amicizia con il collega Gauguin finì in tragedia. Dopo un progressivo deterioramento dei rapporti, il 23 dicembre 1888 Van Gogh si amputò l'orecchio sinistro con un rasoio, consegnandolo poi a una prostituta. Il giorno dopo, il 24 dicembre, fu internato in un manicomio. Soffrì di schizofrenia, depressione e allucinazioni, aggravate da abuso di alcol. Incompreso in vita, il suo genio venne universalmente riconosciuto dopo la morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. L'appuntamento di oggi termina qui. Mi raccomando, questa sera non fate le ore piccole perché noi ci rivediamo anche domani con il nostro almanacco. Buona giornata e buona vigilia di Natale dalla vostra Martina.